Siamo all'Istituto Cangiavilla a Palma di Montechiaro, tra qualche giorno inizieranno le attività didattiche, intanto il dirigente scolastico Dorsi è al via per la preparazione di tutto ciò che necessita in materia di Covid, sicurezza per l'inizio dell'anno scolastico. Come vi state organizzando, dottore Dorsi? Ma con tutte le precauzioni che i decreti ci hanno investito, di una responsabilità forse maggiore rispetto a quelle che sono le nostre capacità. Ci avevano assicurato sicurezza e soldi intento banchi, sedie, anche personale e sicurezza. Noi ad oggi non abbiamo nessun intervento che è stato fatto nei rispettivi istituti scolastici, anche quelli periferici, e quasi con molta creatività stiamo eseguendo perfettamente tutte quelle norme che danno sia il distanziamento sia la sicurezza dei nostri alunni. Ma non basta perché non siamo attrezzati per le cose che abbiamo detto, cioè per mancanza di sedie e per mancanza di banchi monoposto. Purtuttavia accogliamo l'invito da parte della Regione Siciliana, da parte del nostro dirigente provinciale di iniziare la scuola il 24 settembre, ma rispetto all'inizio del 14 con quello del 24 non è cambiato assolutamente nulla. Non abbiamo sufficientemente banchi e sedie per poter iniziare in sicurezza la nostra attività. E questo è il grande problema. Abbiamo un Ministero della Pubblica Istruzione che oltre a promettere, a dire, a fare calendari vari e senza nessuna concretezza. Mi auguro che entro il 24 possiamo fruire di tutte le cose che ci riguardano per andare avanti in questo anno terribile e molto problematico, ma soprattutto molto incerto. Noi abbiamo cercato di andare incontro alle esigenze dei nostri alunni e lo abbiamo fatto partecipando a tutti i concorsi che derivano con i PON, con tutte le cose che ci potevano dare una mano d'aiuto dal punto di vista economico. Uno di questi ci ha permesso di consegnare, attraverso un bando che faremo entro il 15 ottobre, un bonus di circa 300 euro per alunno per le scuole di prima media, secondaria, che daremo in comodato d'uso proprio per venire incontro a quelle che sono state le problematiche economiche delle nostre famiglie che non hanno fruito per tanti mesi di proventi economici per vivere, per sopravvivere, e quindi ci siamo prodigati in questa piccola sperimentazione che poi è riuscita e che ci permetterà quantomeno di dare un segnale alla nostra utenza. L'attività didattica continua con le attività musicali di cui il liceo è particolarmente fiero, vero? Sì, assolutamente sì, anche quest'anno in base alle nuove direttive ministeriali ci stiamo organizzando per far ripartire corsi di strumento in assoluta sicurezza, soprattutto per quanto concerne gli strumenti a fiato. Quindi dall'ultima nota ministeriale proprio uscita in questi giorni prenderemo le dovute distanze con anche degli apparati in plexiglass e fornendoci anche di pezze per appunto garantire la sanificazione delle superfici. Quindi cerchiamo di ripartire più ottimisti che mai e garantire quella normalità, fra virgolette, ad ogni alunno che ne vorrà fare. Appunto siamo positivi, quest'anno abbiamo come slogan la scuola del sorriso, della positività. Ecco, la scuola dell'infanzia qui praticamente come vi state organizzando? Ci sono particolarità? Ci stiamo organizzando a turni, con il turno antimeridiano e il turno pomeridiano. Naturalmente i bambini sono scaglionati per evitare assembramenti.